Coming to my world and singing la la la, dance around the world and singing la la la, all you boys and girls singing la la la, dance around the world, la 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 la, yeah, la 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 la. Nicoletta, sono sempre nella seggiolina della confortigerato dei bimbi. Bella. E oggi volevo parlarti di sincronicità. Cosa sono le sincronicità? Quando noi siamo attenti, quando noi siamo aperti a certe cose e quando da lassù qualcuno chiama l'universo, chiamalo come vuoi, ci vuole dare un messaggio, accadono delle cose pazzesche. Ti racconto questa cosa perché è particolare. Sono partita mercoledì mattina alle 5 da Lugano, era molto molto presto perché avevo un appuntamento con Monia. Ciao Monia, ragazza con cui la mia amica, la mia sorella d'anima con cui abbiamo scritto insieme un libro, Vincere la paura. E cosa è successo? Una cosa particolarissima. Ho detto, avevo voglia di sentire una persona che non sento mai, il mio carissimo amico. So che lui è mattiniero e sai, gli ho scritto, sei sveglio? Eri subito, sì sì, ti stavo pensando, mi ha risposto immediatamente e così ci siamo messi a chiacchierare, così mi faceva compagnia nel lungo tragitto tra Lugano e Treviso. E a un certo punto le ho detto, sai Alex, so che la tua religione è quella, sei ebreo, mi puoi spiegare perché sono ignorante che differenza c'è tra un cattolico e un ebreo? E lei mi ha detto, sai Niki, noi non crediamo in Gesù. Rido perché stavo passando l'autostrada, ero in tangenziale e vedo, appena mi dice così, un cartello a destra in rosso con scritto Jesus. Ho detto no. E poi continua a parlarmi, stavo per imboccare proprio il casello e mi dice sì, perché sai, non crediamo in Gesù, in Giuseppe, in Maria. Non ci potrete credere, vi assicuro. Poi nella pillola in cui ci sarà il montaggio farò inserire la foto che ho fatto. L'ho fatta in macchina, quindi prendetela così, perché davanti io ero al casello, ero la terza macchina in attesa di prendere il biglietto, c'era un'altra auto davanti e un camioncino, tipo un Ford, avete presente quelli, i camioncini senza i teloni, e all'interno di quel camioncino c'erano le statue a misura d'uomo di Gesù, Giuseppe, Maria, gli angeli, e lui mi stava dicendo che gli ebrei non credono in quello. Tanti mi considereranno pazza, in realtà state attenti ai simboli. Vado avanti ancora un po' e trovo un cognome per me importante, il cognome di una persona per me molto importante, scritto a sinistra, ma una O in più poco cambia. I simboli sono pazzeschi perché la mente animale da sempre, la mente animale nel senso dell'anima, animica, da sempre ragiona attraverso i simboli. Pensate nelle religioni, pensate come si può dire, nella vita siamo costellati di simboli e ci sono persone che li sanno cogliere e invece ci sono persone che non li sanno cogliere. Quali sono i simboli che ti stanno dicendo che sei nella via giusta? Quali sono quelle sincronicità che accadono? Perché quando una via è giusta accadono un sacco di sincronicità e quando magari ci allontaniamo dalla nostra strada maestra, le sincronicità ci riportano a pensare che magari è solo questione di tempo, magari è solo questione di un momento, magari non è il momento giusto, però quella cosa accadrà. Attento alle sincronicità e simboli. Anche Alberto, un mio caro amico Alberto, che lui fa il coach ai calciatori, il motivatore ai calciatori, mi spiega quanto i simboli siano importanti. E quindi apri il cuore, apri gli occhi, apri i cinque sensi alla simbologia, perché la simbologia ti sta indicando tante tante cose. Uno starnuto che accade in un certo momento, una cosa che cade, una musica che parte mentre stai pensando a quella cosa. Stai attento, qual è il simbolo che costella in questo momento la tua vita? Quali sono i simboli che ti stanno dicendo se quella è la direzione giusta o se quella è la direzione sbagliata? E i simboli che vedi in giro, che reazione ti danno nel corpo, che sensazione ti danno all'interno di te? Stai attento ai simboli. Ciao, ciao ciao, buoni simboli. Ciao ciao. Into my world and singing la la la, dance around the world.